Cari amici, ancora una tappa di questo giro che stiamo facendo in Friuli per scoprire sapori, profumi e osterie. Ed è una cosa bellissima poter viaggiare per portare anche a casa vostra quelli che sono i nostri momenti più belli, quelli dell'allegria, della compagnia. Voi sentirete sottofondo anche una musica di armonica ed è tipica delle nostre vecchie osterie. Vecchie e giovani osterie. Qui siamo al Mulin Vecchio di Gradisca d'Isonzo. È un locale che scopriremo insieme ai titolari e insieme a voi. Siamo al Mulin Vecchio a Gradisca d'Isonzo, siamo in un'osteria storica di Gradisca. L'osteria è stata fondata dai miei genitori Alba e Bruno nel lontano 1964 ed attualmente è gestita da me e da mio fratello Cesare. L'osteria era originariamente un vecchio mulino di proprietà del nonno Federico, in cui venivano macinate le granaglie e che poi è stata trasformata prima come vendita vino e poi come osteria tipica friulana. E attualmente siamo qui come osteria e abbiamo i nostri piatti tipici, il minestrone di pasta e fagioli, la nostra è una cucina tipica friulana, e poi facciamo le trippe, abbiamo il baccalà con la polenta e naturalmente gli affettati, il prosciutto di San Daniele che noi affettiamo ancora a mano, la tradizione vuole così, e i vari prosciutto cotto con il cren, i formaggi friulani, eccetera. L'osteria, diciamo, vi aspetta qui tutti i giorni, siamo qui ad accogliervi con il giardino. Adesso si può riservare solo l'aperto, lo spazio aperto, abbiamo 90 posti a sedere nel giardino e vi aspettiamo. L'osteria è arricchita anche alle pareti, al soffitto con i paioli in rame. Questi paioli sono stati raccolti dai miei genitori nel corso di diversi anni, provengono dal Friuli, dal Cadore e non solo. Abbiamo una collezione di quasi 500 pezzi e oltre ai paioli che sono appesi possiamo vantare anche delle bilance, delle stadere storiche che sono pezzi veramente unici e che appunto servono per abbellire il locale e che creano un'atmosfera rustica particolare, insomma. Quindi vi invitiamo tutti a venire a trovarci. Nel corso di tanti anni il locale ha ospitato anche personaggi più o meno famosi. Posso citare negli anni 60, io ero un ragazzino, ricordo Pierpaolo Pasolini, veniva qui con Giuseppe Zigain, il maestro. Poi potrei citare anche altri personaggi, tra cui, non so, Vittorio Sgarbi, potrei dirlo, che è stato qui. Lino Banfi è stata una piacevolissima sorpresa, con una simpatia contagiosa. E poi quello che è più importante sono i personaggi che vengono ogni giorno, i nostri clienti, che sono una clientela eterogenea. Ci sono dall'operaio al professionista, all'industriale, allo studente, tutte persone che frequentano l'osteria per bere il bicchiere e speriamo adesso di poter anche riaprire all'interno e che si godono un momento di relax tra un'attività di lavoro e l'altra. Qui ci troviamo nella osteria Mulin Vecchio della nostra cittadina
È un'osteria tipica, molto frequentata dai nostri cittadini, è un luogo di ritrovo abituale per noi gradiscani, ma è un luogo che viene frequentato da tanti turisti, da tanti visitatori che vengono qui da noi anche per frequentare questo luogo, che è un luogo molto caratteristico, molto tipico, in cui si possono degustare i piatti della nostra tradizione, che comunque è la tradizione di una cittadina a cavallo tra diversi mondi. Siamo in Friuli, nel Friuli storico, ma è comunque una terra nella quale qui per lunghi secoli c'è stato l'impero austriaco, e quindi anche qui all'Osteria Mulinvecio si possono riscoprire questi sapori, quelli che anche caratterizzano la nostra cucina più tradizionale. Gradisca è una città da una lunga storia, quindi chi vuole venire qui per gustare un buon bicchiere di vino, mangiare un buon piatto al Mulinvecio, poi sicuramente ha occasione di passeggiare, di trovare sempre luoghi interessanti da visitare. Perché Gradisca, come dicevo, ha una lunga storia. Quello che sicuramente si può visitare al meglio, partendo proprio qui dal Mulinvecio, sono le mura della nostra città. Sono le mura che risalgono alla fine del 1400, quindi sono mura veneziane. Ci sono anche delle fonti che citano l'apporto di Leonardo da Vinci a un momento così di progettazione delle difese della nostra città. Poi diciamo progetto che non si riuscì a realizzare, ma comunque noi siamo molto orgogliosi per il fatto che c'è questa citazione della nostra città anche nel Codice Atlantico di Leonardo da Vinci. Queste mura diciamo, sono rimaste ad avvolgere e a circondare Gradisca fino alla fine del 1800, quando vennero abbattute, almeno in parte, in seguito ad un accordo con il generale Radetzky, e questo permise alla cittadina di espandersi verso i suoi borghi. La cosa importante che da allora caratterizza Gradisca e per la quale è anche molto conosciuta è il fatto che a seguito di dell'abbattimento di queste mura si realizzò appunto una spianata che per volere di Radetzky e tuttora è così, non poté essere destinata alle costruzioni, ma a giardini. Quindi quello che è un'altra caratteristica della nostra cittadina è proprio la presenza di parchi e di giardini tuttora presenti, che sono il nostro vanto e al quale dedichiamo molti sforzi per il mantenimento e anche per il continuo diciamo, rinnovamento delle piante. Questi giardini sono dei giardini storici tutelati e quindi sono un vero e proprio bene culturale della nostra città. E quindi anche i visitatori che volessero passare di qua possono sicuramente trovare così riposo, possono riposarsi all'ombra dei nostri alberi. Osteria Mulinvecio, un luogo importante di incontro per la comunità locale. Sì, diciamo che è un luogo di condivisione, è un luogo di frontiera dove si incontrano parecchie persone di varia estrazione, di varia cultura, è un incrocio Gradisca di dialetti, è una contaminazione continua di culture, anche nella storia, pensando che qui nelle epoche protostoriche ancora c'era proprio la muta di cavalli della via Gemina con annessi e connessi, osteria anche quella volta, il Mulinvecio ripercorre quell'antica tradizione di ospitalità in fondo in fondo. E oggi continua? Certo, continua, è una tradizione Gradisca, noi ci troviamo vicino alla Fortezza Veneta, è un luogo pieno di storia. In osteria si discute anche di questo, di filosofia più che in altri posti alla fin fine e di storia. Ce l'abbiamo vicino, nel 1499 è stata costruita la fortezza per difenderla dalle incursioni turche e ce l'abbiamo qua. Il Mercaduzzo ad esempio era un colisello che è stato distrutto. Noi ci troviamo in un posto ricco di storia, di cultura e
giornalmente questa atmosfera viene percepita anche nell'ambiente così gioviale e di condivisione dell'osteria, insomma. Per noi il mulino è una seconda casa, un ufficio, è un punto di ritrovo, è un qualcosa che a noi togliere il mulino in questo no, è impensabile. Noi l'abbiamo vissuta da ragazzini in su, quindi per noi il mulino è un'istituzione, come ha detto Fabio, appunto, quindi c'è poco da aggiungere. Qui magari forse discute anche magari a ridosso delle elezioni, quando c'è una decisione importante da prendere in paese. Ma insomma qualcuno viene qui di solito a farsi presente, ma ad ogni modo io al mulino ci vengo che avevo 15 anni, quindi dall'apertura, che era la prima privata, è nata come privata. Ecco, spieghiamo che cos'è la privata. La privata è dove ti vendi il vino, dove vendi il vino fatto in casa, cioè dal contadino. Dopo pian piano da privata, quindi da frasca, come si dice in Friuli, è diventata una trattoria con cucina, un'osteria. Esatto, è molto bella. Abbiamo adesso Luca che l'ho visto nascere. Qual è il suo ricordo più vecchio? Più bello o più vecchio? Il più vecchio, quello che si ricorda di più anche con gioia di questa osteria. Quando sul banco c'erano le damigiane e la Bruna, la mamma di Luca e di l'Alba, non Bruna, perché Bruna adesso non so. Bon. Ah, Bruna, bravo. Servivano il bicchiere lì. Quello è uno dei più bei ricordi. E pagavi 15 o 20 lire, mi sembra, un bicchiere. Buongiorno, io sono Diana Spessot, sono la cuoca dell'Osteria Molinvecio qui a Gradisca di Sonzo e ora vi illustrerò un paio di piatti tipici della zona che prepariamo qua da ormai generazioni. Qui abbiamo la trippa in rosso alla parmigiana, che facciamo ormai da 30 anni penso, sempre la stessa ricetta di una volta, tramandata di generazione in generazione. Per cui se volete venire a mangiare un buon piatto di trippa siamo qui aperti, il martedì è il piatto del giorno. In alternativa il venerdì, come di tradizione, il baccalà alla vicentina in bianco con la polenta, casalinga, fatto sempre con un'aggiunta di latte, delle acciughe, che dà più sapore al piatto. La carne, sabato e domenica, goulash o con gnocchi o con la polenta. Anche questo sempre la stessa ricetta della nonna, all'ungherese, quindi con paprika dolce e piccante, kimmel, maggiorana e la cipolla e tanto amore. Qua minestrone di pasta e fagioli per tutti i giorni, tutto l'anno,
e fatto sempre con le pappardelle di grano duro, i fagioli borlotti e le verdure. Qui per finire in bellezza abbiamo lo strudel di mele, uvetta, noci, pinoli, limone, cannella e la pasta matta, che è una pasta particolare che non è né brisè né sfoglia. Qui invece abbiamo un bellissimo cestino di verdure a chilometro zero di Farra che produce il fratello del mio compagno. Qua abbiamo asparagi verdi, viola e fiori di zucchina. Sono il tesoriere della sezione goriziana dell'associazione ONAV. L'ONAV è l'Associazione Nazionale Assaggiatori di Vino ed è un'associazione sorta una quarantina di anni fa ad Asti. Ha lo scopo di promuovere la conoscenza e la degustazione dei vini. La nostra associazione, distribuita in circa 90 sezioni in tutta Italia, organizza periodici corsi di primo, di secondo e ultimamente anche di terzo livello per formare degli assaggiatori di vino. Figure che poi vengono richieste anche presso le Camere di Commercio quando vengono fatte le commissioni per l'assegnazione delle DOCG, delle DOC e delle DOCG. Nella nostra missione c'è quella appunto di formare ed educare persone alla degustazione del vino. In particolar modo da alcuni anni, soprattutto qui in Friuli, assieme alle altre sezioni locali, abbiamo lanciato il progetto di Educazione al Bere, che è un progetto rivolto ai giovani al di sopra dei 18 anni, quindi dell'ultimo anno delle scuole superiori e dell'università, e in questi corsi facciamo delle formazioni, spieghiamo il nostro territorio da un punto di vista enologico e gli facciamo fare degli incontri con i produttori di vino e guidiamo nelle degustazioni in maniera da far capire ai giovani che il vino non è una bevanda ma è un alimento e come tale ha i suoi pregi ma può avere anche i suoi difetti. A questi corsi partecipano anche i medici che spiegano appunto le caratteristiche positive e negative dell'alcol e la Polizia di Stato che illustra i rischi della guida in stato di ebbrezza con dei filmati che abbiamo visto sono particolarmente efficaci perché fanno vedere come un pilota di Formula 1 reagisce in maniera diversa a seconda del tasso di alcolimetria che ha nel sangue. Su questo territorio, che è un territorio particolarmente votato al vino e al buon vino, noi cerchiamo, anche appunto con gli studenti universitari che provengono da altre regioni, di promuovere la conoscenza del nostro territorio, della gastronomia del nostro territorio, perché pur non avendo l'obiettivo, come i colleghi dell'AIS, dell'associazione vino, cibo, chiaramente il vino da solo non può essere degustato, va degustato con il giusto cibo e quindi in questi nostri incontri che cerchiamo di tenere in locali caratteristici facciamo assaggiare le specialità della nostra terra e anche del periodo dell'anno in cui teniamo questi incontri perché riteniamo che l'enogastronomia sia un veicolo importante per il turismo e per la conoscenza anche della cultura dei luoghi nei quali ci troviamo. Eccoci nel nostro programma delle visite di questi presidi storici friulani del Friuli storico. Oggi ci troviamo nel Goriziano dopo aver visitato l'Udinese, la Pedemontana, Pordenone. Oggi ci troviamo in questo bellissimo programma di
riscoperta delle nostre vecchie osterie che sono presidi storici dove 50 anni fa e più hanno salutato i nostri cari emigrati che sono partiti con le loro valigie di cartone a portare la loro esperienza e la loro professionalità. Come ente Friuli nel mondo, sostenuti dalla Regione, fra gli altri Comune di Udine e la Fondazione Friuli, vogliamo ripercorrere questi magnifici luoghi perché ci sono ancora da aspettarvi, perché come vi hanno lasciato 50 anni fa, oggi sono ancora qua. E quindi noi come Ente Friuli vogliamo ripercorrere questa bellissima storia, difendendo anche questi presidi enogastronomici dove troviamo i profumi, i sapori, gli odori di quello che è il Friuli storico, perché questa è la nostra tradizione, questo che con questa volontà, con questo progetto di rivisitare le vecchie osterie del Friuli storico, vogliamo dare un segnale di apertura a tutti i nostri amici furlans che sono a Tor Palmont. Mandi Furtas. Allora, per salutarci, io vorrei raccontarvi la delizia di quei piatti che abbiamo assaggiato, di quei profumi e di questa sapidità dei vini. Siamo in una zona meravigliosa per i vini, qui a Gradisca di Isonzo. Ma non ve lo voglio raccontare, voglio che siate voi a venirlo a provare qui al Mulino Vecchio, perché vale veramente la pena. Noi dobbiamo salutarci perché vi diamo l'appuntamento alla prossima puntata dove scopriremo un altro di questi meravigliosi locali che il Friuli vuole far conoscere al mondo intero. Salut, Mandi.